Un ritratto che racconta l'artista più amato, il maestro, musicista e compositore Ennio Morricone, musicista conosciuto e amato in tutto il mondo, tra i più influenti e prolifici del Novecento, 2 volte premio Oscar, autore di oltre 500 colonne sonore davvero indimenticabili. È questa l'ultima gemma preziosa del direttore Alberto Barbera, con cui si va ad arricchire e forse a completare con un ultimo tassello il programma della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in calendario dal 1 all'11 settembre prossimi al Lido. Il documentario ne tratteggia i contenuti, racconta attraverso una lunga intervista di Giuseppe Tornatore al maestro testimonianze di artisti e registi come Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, Itaviani, Verdone e molti altri, la vita di Morricone. Ho strutturato Ennio come un romanzo audiovisivo che attraverso i brani dei film da lui musicati, le immagini di repertorio, ha spiegato Tornatore, ma anche i concerti, possa far entrare lo spettatore nella formidabile parabola esistenziale ed artistica di uno dei musicisti più amati del Novecento. Dunque, al Lido sarà un altro film da non perdere. Nel fine settimana, prima di Ferragosto, probabilmente verrà definito e comunicato dalla Biennale il calendario giornaliero delle proiezioni. Il conto alla rovescia è cominciato.